giornata faticosa però bella, perché ha visto proprio loro protagonisti, i loro lavori, e sono stati il centro di questa presentazione, come proprio volevo che fosse, insomma. È la prima volta che curo una cosa così da solo come responsabile dei progetti didattici, quindi spero sia andato tutto bene, i lavori parlano da sé, insomma, ecco. Ecco, e poi sono molto, insomma, li abbiamo visti molto convinti questi bambini, no? È bello vedere questa consapevolezza che il territorio e l'ambiente è loro, e che quindi loro, insomma, iniziano già a prendersene cura. È proprio la struttura del progetto che era stata pensata per far capire che il progetto parte da loro, dal loro territorio, dalla loro terra, e capire di rispettarlo, di salvaguardarlo è in prima persona un impegno che loro devono prendere. L'hanno preso e si è visto oggi, perché le tematiche sono esplose, diciamo, dalle loro bocche, dai loro lavori, e hanno fatto vedere veramente di cosa sono in grado di fare e come sanno comunicare le loro idee. Hanno le idee chiare questi ragazzini e ne hanno esposte con dovizia di particolari e molto seriamente nel corso della giornata conclusiva del progetto Acqua, Ambiente e Territorio, la scoperta dei consorzi di bonifica, organizzato dall'Unione Veneta Bonifiche, che ha avuto come base la Fiera di Padova, che ha festeggiato con molti appuntamenti la settimana dell'ambiente. Missione compiuta? Missione compiuta fino a un certo punto, perché credo che l'investimento che stiamo facendo come consorzi di bonifica, come Unione Veneta delle Bonifiche, come Regione Veneto verso le scuole sia un granello e un primo tassello di un percorso che dobbiamo fare. Oggi concludiamo, ci diamo già appuntamento sicuramente il prossimo anno, perché il coinvolgimento del futuro, che significa i nostri figli, gli alunni, gli scolari, è il coinvolgimento importante per dare una continuità alla prevenzione e una continuità al lavoro che stiamo facendo per rendere il Veneto sempre più vivibile e sempre più sostenibile. E la difficoltà, immagino, sia stata quella di mettersi sulla stessa lunghezza d'onda dei bambini, no? A volte saremmo tornati anche noi volentieri i bambini, credo che questo sia un problema, ma abbiamo trovato degli insegnanti, quindi un corpo insegnante molto ben preparato, e delle persone che ci hanno seguito molto ben preparate, quindi credo che abbiano superato questa cosa. Certo che mettersi sulla stessa lunghezza d'onda a volte l'età non aiuta, però l'abbiamo fatto molto volentieri, siamo tornati un po' bambini anche noi. I lavori sono stati precisi, si sono impegnati nella produzione di video, di fotoromanzi, giornalini, cartellonistica pubblicitaria, ma anche spot, animazioni e fumetti. Buongiorno, come va? Bene, ma sono le schiere a mezzodì, piove tutto il dì. Beh, guardi, cielo di lana, o piove oggi o piove in settimana. Sicuramente. Piova d'està, beato chi avrà. Nebbia che sale, pioggia matura. Nuvole a pecorelle, pioggia a catinelle. Quando il gatto si lecca il pelo, viene acqua giù dal cielo. Cobalena di mattina, brutto tempo si avvicina. Rosso di mattina, a piova si avvicina. Piova d'està, beato chi avrà. Cielo di lana, o piove oggi o piove in settimana. Nuvole a pecorelle, pioggia a catinelle. Brutto tempo si avvicina. Acqua giù dal cielo. Rosso di mattina, a piova si avvicina. Pioggia a catinelle. Piova d'està, beato chi avrà. 5 gli istituti comprensivi coinvolti in Veneto, in tutto 250 bambini. Si è parlato del ruolo e dell'attività dei consorzi di bonifica, toccando temi di interesse come la salvaguardia idraulica del territorio, l'uso della risorsa idrica a fini irrigui, i cambiamenti climatici, le innovazioni realizzate in campo ambientale e l'energia idroelettrica, al fine di comprenderne la rilevanza e adottare di conseguenza comportamenti improntati alla sostenibilità e alla conservazione dell'ambiente in cui viviamo, con particolare riferimento alla gestione e al consumo consapevole dell'acqua, dando visibilità e valore alle azioni quotidiane dei soggetti che operano tutto l'anno sul territorio, come appunto i consorzi di bonifica. C'è qualcosa che l'ha sorpresa? Mi ha sorpreso la professionalità di certi bambini, veramente sembravano quasi degli ingegneri, anche quando gli esperti dei consorzi andavano in classe rispondevano come fossero veramente ingegneri. Questo è un grande lavoro degli insegnanti che supportano i ragazzi, soprattutto nelle scuole primarie e anche nelle secondarie di primo grado, li supportano, li seguono veramente su queste tematiche. Questo è un lavoro
diciamo in più, ma che si inserisce nel curriculum dei ragazzi, che è molto importante, quindi comunicare delle idee e delle nozioni particolari. Questi ragazzi si sono anche sentiti in qualche modo privilegiati, perché lo ricordiamo, queste sono alcune classi di alcuni istituti. Insomma, la cosa bellissima sarebbe che anche i loro compagni potessero potessero fare un'esperienza simile. Sì, questo è stato proprio un punto zero, diciamo, abbiamo provato con 8 classi, abbiamo visto che le cose sono andate molto bene. Dipende sempre dai finanziamenti, come sapete la scuola ha difficoltà e ha bisogno di qualcuno come l'Unione Veneta Bonifica, che ha sostenuto, e la Regione del Veneto e l'Assessorato all'Ambiente, che hanno sostenuto proprio questo tipo di progetti. E vedremo il prossimo anno, speriamo di aumentare appunto il numero di classi e di poter riproporle in altre realtà scolastiche. Il territorio veneto è un territorio così ricco ma anche così fragile, l'abbiamo visto spesso negli ultimi anni. Perché è così difficile fare prevenzione e far capire a tutti che in fondo, insomma, se preserviamo il territorio preserviamo noi stessi, le attività produttive piuttosto che turistiche? Questo è un ulteriore compito che ci dobbiamo assolutamente caricare. Il compito della comunicazione, far capire quanto importante è la prevenzione. È difficile, è vero, perché a volte diamo sempre per scontate le cose che non lo sono, e gli eventi, il punto di svolta secondo me è stata l'alluvione del 2010. Fino a prima sì, qualche problemino, ma l'alluvione del 2010 ha fatto capire quanto fragile è il Veneto e quanto fragile è questa realtà, una realtà economica importantissima, una delle più grandi realtà economiche non d'Italia ma d'Europa, che non può essere a rischio idraulico in questo modo, per cui dobbiamo continuare questo tipo di prevenzione di lavoro, sulla prevenzione e quindi anche sul futuro dei nostri figli. È una cosa è una lunga cosa, che deve partire da istante e ci vuole del tempo, non si conclude in pochissimo tempo. Il progetto multimediale è nato dall'esigenza di sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Veneto alla conoscenza, al rispetto e alla salvaguardia del loro territorio, partendo dunque da quello che molto spesso i ragazzi vedono ma non osservano attentamente, il loro habitat di appartenenza. Come si fa a parlare ai bambini, per esempio bambini delle elementari, ma abbiamo visto anche bambini delle medie? Non è facile, immagino, mettersi sulla loro stessa lunghezza d'onda, anche perché il modo che hanno loro di comunicare, insomma, è cambiatissimo. Sì, la loro attenzione è labile e le maestre incontrano problemi fin dall'infanzia, quindi dalla scuola dell'infanzia. Pensiamoci poi quando arrivano alle scuole medie, dove sono proprio sovraccarichi sia dal punto di vista fisico e tutto il resto, che poi dal punto di vista delle sollecitazioni che vengono dal mondo esterno. Questi tipi di laboratori sono pensati proprio per comunicare e per adattarli alle varie realtà sia scolastiche ma anche alle varie classi. Proprio nello specifico parlo molto con gli insegnanti, cerco di capire com'è la classe e là il progetto viene modulato appunto su di essi, proprio quasi fosse creato su misura, insomma. E forse ancora di più per i bambini moderni, diciamo, il fatto di uscire dalla classe consente loro ovviamente di fare un'esperienza particolare, ma di vedere e toccare con mano, perché l'esperienza, diciamo, quella più fisica è quella che manca adesso. Sì, infatti, ma queste scuole magari sono anche un po' più fortunate perché vengono da realtà di campagna, diciamo, non proprio di cittadine. Quando lavoro con le scuole cittadine questa cosa è veramente particolare e complessa, perché molti non hanno neanche mai visto una gallina, cioè vedono l'uovo ma non sanno che l'ha fatta una gallina. E sembra una banalità, ma ci sono bambini che non sono neanche mai saliti su un albero, perché non ne hanno attorno, e quindi quando escono e vanno a vedere queste realtà è molto importante che le possano toccare con mano e le fanno proprio, ecco perché poi riescono ad essere così comunicativi. Anche quest'anno, nel mese di novembre, forti piogge su tutto il territorio. Ma ora stop alle cattive notizie dal Consorzio di Bonifica, un servizio su una nuova forma di sicurezza. Grazie, siamo qui con l'ingegnere del Consorzio di Bonifica per parlare delle casse di espansione. Grazie, le casse di espansione servono per raccogliere l'acqua in caso di forti piogge e per evitare inondazioni. Ma
Ad oggi queste casse vengono usate per un doppio scopo. Vedete, quando d'inverno le piogge sono forti, l'acqua viene fatta defluire nelle casse prima che il fiume esondi. Ma ora abbiamo pensato anche di tenere quest'acqua in serbo per l'estate, quando piove meno, e di usarla come riserva per irrigare i campi. Un'altra novità negli TG. Cassa di espansione, scienza e protezione. Investire sui giovani, in questo caso giovanissimi, è stata una scelta ben precisa. Il progetto li ha accompagnati per tutta la durata dell'anno scolastico attraverso laboratori multimediali, lezioni in aula, ma anche visite guidate ai luoghi di bonifica. Alla lezione inaugurale è stato loro consegnato il diario di Alex e Flora, la scoperta del meraviglioso mondo dell'acqua, un vero e proprio supporto consegnato alle scuole aderenti al progetto per aiutarle nella loro attività extrascolastica. Importantissimo è la collaborazione con gli insegnanti. D'altronde loro sono il motore, i progetti vengono proposti, ma poi l'insegnante lo deve far suo e lo deve spendere in classe anche al di là delle ore nelle quali io sono stato a lavorare con loro o altri formatori sono stati a lavorare con loro. E se questo progetto continua anche poi nell'orario curricolare è fantastico, perché vuol dire che è servito non solo in quel momento, 10 ore che facciamo con le scuole, ma molto anche di più per i ragazzi stessi. Educare gli studenti alla salvaguardia del territorio con esperienze didattiche legate ai nuovi media e quindi sintonizzandosi sul loro linguaggio significa formare cittadini consapevoli che sappiano con nuove competenze comunicative veicolare le loro conoscenze oltre l'aula scolastica.